La chiesa arcipretale di Santa Maria Annunziata si erge maestosa con il suo inconfondibile stile neoclassico, elevata da una scalinata in pietra di Castellavazzo, sull'elegante piazza di Mel che riporta il visitatore nel glorioso tempo della Serenissima. Le pregevoli opere contenute nel suo interno aiutano chi oltrepassa il portone ad avvicinarsi in preghiera alla Madonna. L'altare in marmo di Giovanni Marchiori, con le statue di Maria e dell'Arcangelo Gabriele, sostiene con forza ed eleganza raffinata il tema dell'Annunciazione, che dialoga in una narrazione evangelica con il dipinto su tela sopra il portale d'ingresso, dove Lino Di Netto ha raffigurato la Natività. Alzando lo sguardo si viene lanciati in cielo, tra le nuvole e i santi per l'incoronazione della Vergine, maestoso affresco di Giovanni de Min, che ha voluto soffermarsi anche sul catino dell'abside con il tema della fuga in Egitto. La Sacra Famiglia, colta in un momento di quotidianità nella bottega di San Giuseppe, è il motivo scelto dall'artista locale Luigi Cima per il terzo altare di destra. Ma ai piedi del piccolo Gesù 2 pezzi di legno sono preludio della sua crocifissione. Ci si soffermi quindi sul pregevole, espressivo crocifisso alla base del presbiterio. Di fronte, sulla navata opposta, nell'opera cinquecentesca di Giovanni da Melo, la Madonna si pone di fronte a noi in trono, elegante, con il bambino in braccio, dono per la salvezza dell'umanità, e non nasconde invece il suo umano, straziante dolore di madre sotto alla croce, nel dipinto La crocifissione in presbiterio di Giovanni de Min. Cristo in croce per amore verso l'uomo schiavo del peccato rimbalza il tema della salvezza sempre per mano del de Min verso la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù attraverso il passaggio del Mar Rosso. La devozione verso Maria si completa negli altari laterali attraverso l'arte di Francesco Frigimelica, che rappresenta la Madonna del Carmine, e per mezzo della coeva Madonna del Rosario con San Domenico, attribuita a Fabrizio Vecelli. Ancora uno sguardo in alto verso la volta, ai profeti e agli evangelisti, a chi ha anticipato e a chi ha narrato il grande mistero, per innalzare il nostro ultimo pensiero a Maria, madre di ogni uomo.